Ben ritrovati a Cattoliche dintorni, e questo è l'ultimo appuntamento con la nostra rubrica. I corridoi di via Trieste sono ormai vuoti poiché esami e tesi sono ormai conclusi e i pensieri degli studenti sono già le prossime vacanze. Per loro studio, relax oppure lavoro? Andiamo a scoprirlo in questo servizio. Come ti chiami? Stefania. Stefania, come trascorrerai le tue vacanze estive? E trascorrerò prima con le mie amiche di università, le mie compagne universitarie, andremo una settimana al mare a Misano Adriatico. Gli esami li hai finiti? Purtroppo no, ne ho ancora 2 per la prima sessione di giugno e poi gli altri li concluderò nella sessione invece di settembre. Who's that got look marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Come vi chiamate? Silvia, Izia. Che cosa farete quest'estate finiti gli esami? Io vado in Cina un mese a studiare cinese. Abbiamo partecipato a un bando e ci hanno preso, allora partiamo, insomma. Un concorso dell'università, quindi? Sì. Come si chiama? L'università? La Beijing Language and Culture University. I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. Come vi chiamate? Martina, Debra, Che facoltà frequentate? scienze linguistiche. Lingue. Come passerete quest'estate? Io andrò in Croazia, una settimana, 10 giorni. Tu? Stati Uniti 3 settimane, Ma a fare un corso o in vacanza? a casa dei miei. Perfetto. A settembre poi riprenderete con gli esami, giusto? Sì, sicuramente. Quindi passerete un po' anche di queste vacanze estive a studiare? Ovviamente no. Come ti chiami? Giulia, Giulia, che facoltà frequenti? scienze linguistiche. Che cosa farai quest'estate? Barcellona, così mi dimentico degli esami e basta, tutto a posto. E poi quando torni ti tocca studiare per quelli di settembre? A settembre ne ho 4, visto che non ho passato questo scritto e mi tocca farlo di nuovo, però si farà. Solo Barcellona o poi qualche altra meta? Barcellona per adesso, poi forse Londra a ottobre, però devo vedere con gli esami se riesco a passarli. Che cosa farai quest'estate? Non lo so ancora perché sono tutti esami da dare e sarà difficile trovare tempo libero, quindi non lo so. Perché poi a settembre dovrai sostenerne altri, giusto? In più dovrò sostenere 4 esami ancora e quindi non lo so.